Ok, buongiorno. Come state? Bene. Oggi la maggioranza da parte destra? Ok. È più caldo di qua oggi? Va bene. È bello. Stiamo qua. Stiamo per dire il primo culto del 2025, non 2005, 2025, ma già è il secondo culto, no? Ieri i ragazzi già hanno vissuto un'esperienza con il nostro Dio qua. E oggi stiamo qua come domenica, la prima domenica, a riconoscere e adorare il nostro Dio. Abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa a Capodanno qua come chiesa. Stavo raccontando alle persone qua che è stato, a me è stato fantastico anche di gioire con quello culto, con quella gente, celebrare, rimanere qua fino quasi alle 4, alle 3:30 siamo partiti di qua e andare a dormire alle 5, no? E questa è una bella esperienza, perché abbiamo deciso di stare in un posto giusto, che è adorare il nostro Dio. E siamo qua, primo culto, domenica, adorare il nostro Dio. E Dio ha fatto delle grandi cose per noi. E perciò oggi noi vogliamo vivere questa esperienza con Lui. E vedere che la parola del Signore è molto diversa di quello che noi abbiamo imparato nella nostra storia. Dio cambia. E hoje quello che vogliamo camminare è un Gesù che ci porta un messaggio che è nuovo per noi. Nonostante che já conosciamo questo messaggio di Gesù da tanti anni, ma sempre c'è qualcosa di nuovo. E se noi non passiamo per questa trasformazione, noi non impariamo il significato di essere cristiani. E vogliamo adorare questo Dio che fa tutto nuovo per noi. Preghiamo? Come è iniziato l'anno per te? Come tu hai vissuto questo inizio d'anno? Nosso Padre, siamo qui. Tu sei Dio degno di tutta la lode e tutta l'adorazione. Tu sei degno. Tu merita, Padre, tutta la nostra adorazione a te. Ti ringraziamo, Padre, perché abbiamo deciso di adorarti qua. Ti ringraziamo, Padre, perché abbiamo deciso di vivere questa esperienza insieme ai fratelli e sorelle e iniziare questo culto, Padre, parlando del tuo amore, della tua grazia, e che possiamo ricordare sempre, Padre, che la nostra esistenza, quello che noi siamo, è perché c'è la tua mano, la tua potenza, il tuo agire, il tuo amore. Perciò che noi siamo venuti oggi per adorarti, perché se io esisto è perché tu ci sei, e se io sono qua è perché tu mi hai messo qua in un desiderio per te. E adesso vogliamo adorarti, Padre. Benedetto sia il tuo nome, grande sia il tuo nome, e grazie per il tuo grande amore, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo adorare e possiamo vivere questo momento di adorazione al nostro Dio con la gioia che Lui ha messo nel nostro cuore. Adoriamo. Amen. Noi adesso abbiamo l'opportunità di gioire, di ringraziare. La presenza del Signore è qui con noi. La sua parola dice che è così, perché quando noi siamo riuniti nel suo nome, per celebrare il suo nome, Lui si fa presente in mezzo a noi. Amen? Allora noi possiamo anche girare di fianco a noi, vedere chi è che ci accompagna in questa lode, in questa adorazione. Noi possiamo anche abbracciarci e possiamo anche complimentarci. Ciao, non ci siamo visti per una settimana perché i gruppi di studio adesso non funzionano ancora, quindi durante la settimana non ci si vede, ma noi siamo qui ad adorare il nostro Signore e celebrare il suo nome nel prima domenica dell'anno. Amen? Amen. Allora con gioia lo facciamo.
Grazie Signore perché il tuo amore è forte e non cambia mai. Il tuo amore è forte, stabile, non cambia, come una montagna, su cui fermo sto. Quando io ti vedo, il tuo amore brilla, come una canzone che rilassi in me. Alleluia, 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 alleluia. Canta in me il tuo amore, alleluia. Alleluia, alleluia, canta in me il tuo amore cresce ed è sorprendente, come questa gioia sale dentro me, il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto, di meno mi fa, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Canta in me il tuo amore, alleluia, alleluia, alleluia. Proviamo solo la chiesa. Canta in me il tuo amore, canta in me il tuo amore, alleluia, 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 canta in me il tuo amore, alleluia, alleluia, alleluia. Proviamo l'ultima volta. Alleluia, 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 canta in me il tuo amore, alleluia, 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 canta in me il tuo amore. Passerà. Gloria al tuo nome, Signore, perché noi sappiamo che tutto coopera per il bene di quelli che amano Dio. Amen? E noi celebriamo questo Dio che è meraviglioso. E sappiamo che un giorno saremo lì con Lui. E la nostra gioia è poter far qui quello che noi faremo in eterno. E se tu non sai ancora, non hai mai fatto, o sei da casa che non hai voglia delle volte di alzare la tua voce e celebrare il suo nome, ed è una cosa certa, una cosa che noi faremo in eterno. E per quello noi dobbiamo fare, noi dobbiamo dimostrare il Signore. La nostra vita deve essere sacrificio di lode. Non solo cantare, giustamente, ma la lode e l'adorazione è il ricordo di quello che Lui fa e il ricordo di quello che Lui è nelle nostre vite. Se tu hai delle esperienze con il Signore, se tu senti la presenza del Signore durante la settimana e capisci che Lui ha fatto, che Lui è stato presente, tu non puoi non adorare il Signore, perché l'adorazione è il ricordo di quello che Lui fa e quello che Lui è la dimostrazione, è la testimonianza di ciò che Lui è nella tua vita. E quindi impariamo a lodare il Signore, impariamo a celebrare, perché la sua presenza è in mezzo a noi. Alleluia! E nella tua vita e nella vita della Chiesa. Gloria al suo nome.
cambia mai. Non può cambiare, perché il mio Dio è Dio, è al primo posto, non è un uomo per cambiare, e delle sue promesse sono certe. E tante volte noi sentiamo e ascoltiamo delle vocine che dicono non succederà, perché Dio ha cambiato idea. Ma le promesse del Signore non cambiano idea, ed è certo che quello che ha cominciato l'opera la finirà. Ed io credo nella parola del Signore, perché è vita, è viva, è efficace per la mia vita. Ed se è difficile anche per tutti. Ci sono quelli che ci sono persone che hanno difficoltà molto più grandi di quelle mie. E noi dobbiamo guardare avanti e dire: Signore, tu sei il Dio nella mia vita, tu sei Dio della mia vita. E come la parola dice, noi si capisce quello che è discepolo, quello che ama e fa la volontà del Padre. C'è nella parola del Signore: quello che mi ama fa la mia volontà. E la volontà del Signore deve essere il primo posto nelle nostre vite, nella mia vita. E non è facile per nessuno. E quindi la nostra vita in abbondanza, che è promessa del Signore, la vivremo con il Signore, e noi viviamo nel Signore. Amen. Quando ti chiamo, tu mi ascolti, mi esaudisci, Signore. Quando invoco te, mi dai la gioia fin dal mattino. Dio, sei presente, non sei lontano, non cambi mai, tu sei fedele. Sei un Dio di patto, un Dio di promesse. Tu non sei un uomo, non puoi mentire. Tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la parola tua rimarrà. So che i tuoi occhi sono vigili, il tuo sguardo è su me. E io quando ti chiamo, Signore, Quando ti chiamo, tu mi ascolti, mi esaudisci, Signore. Quando invoco te, mi dai la gioia fin dal mattino.
credo in te. Sei un Dio di patto, un Dio di promesse. Oi? Tutto. Ma la parola del Signore. Sei un Dio di patto. Sei un Dio di patto, un Dio di promesse. Tu non sei un uomo, non puoi mentire. Tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, ma la parola tua rimarrà. Prendimi, io mi arrendo alla croce, lascerò cosa? La mia vita, tutto ciò che ho. Signore, prendi pure le mie mani e il mio cuore affinché io possa vivere tutto ciò che hai per me. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Oh, sono tuo e tu sei mio. I miei sogni, gli atti miei, ogni mio respiro sia dedicato solamente a te. Oh, eccomi, mi arrendo a te, sono tuo, Signore. Oh, sono
Lodato sia il tuo nome, Signore, perché tu sei un Dio d'amore, un Dio presente, Signore. Sei un Dio che guarisce, sei un Dio che trasforma, sei un Dio che è con noi, che ci indica la strada, che è sempre pronto, Signore, ad alzarci quando noi cadiamo, ed è pronto a perdonare, ed è pronto, Signore, a dimenticare, ed è pronto, Signore, a farci di nuovo, Signore, rinnovarci, Signore, le nostre forze. È pronto, Signore. Laddove noi manchiamo, il Signore è sempre fedele con noi, e noi ti rendiamo grazie, rendiamo lode e adorazione, rendiamo lode, Signore, per la nostra famiglia, rendiamo lode, Signore, per le nostre vite, Signore, che noi non meritiamo, ma tu sei fedele, Signore, sei un Dio con noi, sei un Dio che è sempre presente, oh Padre. Vai davanti, Signore, vai davanti quest'anno, Signore, vai davanti, facci vedere, Signore, quello che noi dobbiamo, le strade che noi dobbiamo proseguire, Signore. Vogliamo fare ciò che tu vuoi, fare quello che è giusto, Signore. E noi chiediamo, Signore, la tua protezione, Signore, la tua guida in ogni passo, Signore, in ogni percorso delle nostre vite, lavorativa, Signore, nella scuola, Signore, spirituale, a casa. Guidaci, Signore, nella tua volontà. È quello che noi chiediamo, Signore, e in nome di Gesù lo diamo a te. Amen e amen. Potete sedervi. Amém? Quando leggiamo le parole di questo cantico qua, cominciamo a pensare, abbiamo detto la verità, abbiamo cantato una sincerità? La mia vita è tua, mi arrenderò completamente a te e per sempre ti dirò, fai di me ciò che vuoi. Quando leggiamo queste parole di questo cantico, cominciamo a pensare, abbiamo detto una verità o abbiamo cantato un inganno per noi stessi? E ogni decisione è quello momento di dire, Dio, fai quello che tu vuoi. Perciò le canzoni di solito sono molto pericolose, perché di solito cantiamo quello che non vogliamo fare o quello che non facciamo. Ma le canzoni sono le parole di adorazione di una decisione che vogliamo fare. Fai di me ciò che, per quanto tempo? Per sempre. E oggi cammineremo na storia di qualche personaggio qua que veramente é uma história que nós conhecemos benissimo, mas quanto é bello quando cominciamo a percepire la ricchezza del messaggio di Cristo. O messaggio do cristianesimo é tudo novo per noi. E quando estava preparando com esse messaggio, eu devo confessar que eu me sinto tanto e volta um fariseu, mas aquele que veramente merita uma bastonata da Jesus, perché noi dobbiamo passare per questa trasformazione, per questa conversione, per questo nuovo che è Cristo Gesù e il suo messaggio. È una storia conosciuta. Guardando questa foto, qual è la storia di qual personaggio che noi parleremo questa mattina? Non è Stefano. Noi usiamo sempre la donna adultera, no? Ma quando ho finito di leggere questa storia ho pensato, la donna che è stata perdonata. È meglio, no? Ossia, tante volte usiamo la donna adultera, ma alla fine della storia no. La donna che è stata perdonata. E è su questo che vogliamo camminare oggi. Giovanni capitolo 8, versetto 1 a 11.
Una 12, scusate, o sbaglio mio qua, è una 12. Dice così, lì è fino a 12 perché la storia di questa qua finisce a 11. Ma al 12 Gesù ci lascia un versetto molto interessante di che cosa significa essere luce. Gesù andò al Monte degli Olivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli, seduto-si, li istruiva. Allora gli scribi e farisei condussero una donna colta in adulterio e fatela stare in mezzo. E gli dissero, Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu, che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuava a interrogarlo, egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato? Scali per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva a terra. Essi, udito ciò, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, le disse, Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ela rispose, Nessuno, Signore. E Gesù disse, neppure io ti condanno. Vá e da ora in poi non peccare più. Versetto 12. Gesù parlò loro di nuovo dicendo, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nosso Padre, predicare, ascoltare, stare vivendo insieme alla tua Chiesa, il tuo messaggio, Padre, è solo con la presenza dello Spirito Santo. E che questo Spirito ci guidi, Padre, a tutto quello che stiamo vivendo e continua, Padre, a rivelare quello che è tuo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Che cosa noi impariamo qua? In questa storia? Questo Gesù di guarigione, questo Gesù che insegna, questo Gesù che porta di un messaggio completamente nuovo, questo uomo Gesù che adesso stava manifestando una compassione a una persona che stava in sofferenza. Ou seja, perciò che tante volte usiamo il titolo di questo messaggio qua, una donna adultera. Ma quando cominciamo a percepire questo messaggio di Gesù, noi dobbiamo cominciare a dire, una donna che è stata perdonata. Ou seja, la nostra mentalità, noi dobbiamo cambiare tante volte o modo di pensare, perché noi tante volte siamo adattati a un mondo religioso, ma non veramente a un mondo del Cristo, del cristianesimo, della nova vita, di un cambiamento, di una storia. Perciò Gesù qua stava insegnando, in quel momento arriva un gruppo di religiosi, un Caio che arriva lì, porta i peccatori per essere condannato oppure uccisi. Loro spiegano che fa parte anche della parola di Dio, i religiosi osservano per vedere qualcosa di sbagliato in Gesù, per condannare Gesù. Gesù non affronta questa storia, Gesù perdona, Gesù istruisce per non continuare nel peccato. E così questa storia che percepiamo un grande amore e percepiamo un Gesù che veramente cambia un modo di pensare di quel gruppo che loro sono andati via, un modo di pensare di quella donna e adesso anche noi che quando leggiamo questa storia. Perciò il primo punto qua, che cosa stava facendo Gesù? Era seduto? Stava? Chi si ricorda? Instruendo, stava insegnando. Era lì Gesù, seduto, instruendo. Gesù estava servindo o Dio vivo. Perciò Gesù, mentre stava lavorando ou servindo a Dio vivo, stava insegnando a gente era lì, ascoltava Gesù. Arriva un gruppo di religiosi per portare una critica. Arriva un gruppo di religiosi per portare una situazione critica anche per Gesù. Ossia, inserire Gesù in una trappola. Loro volevano cercare di prendere Gesù in una trappola e distruggere l'autorità che aveva Gesù.
Perciò il popolo religioso di solito osserva un leader e cerca di vedere in qualche situazione del leader per fare una critica. È così la gente. È così che fanno i religiosi, perché loro non stanno vivendo la bellezza, la grandezza del messaggio, ma stanno cercando di vivere la religiosità di una religione. La cosa che mi preoccupa di più in questo ultimo periodo è perché la gente oggi fa parte di una chiesa, ma non fa parte di un cristianesimo. Oggi la gente è membro di una chiesa, ma non è membro di una vita con Cristo. Oggi la gente fa parte di una membresia di chiesa che si raduna, ma non vive il principio, la ricchezza, la bellezza di Cristo. Tu ti senti più un partecipe di una chiesa o tu ti senti un cristiano? Io devo fare questa sfida della mia vita basata sulla mia sete della parola del Signore, la mia sete di adorazione a Dio, la mia sete di pregare al Signore, la mia sete di stare con i cristiani, di convivere la stessa fede uno con gli altri, di stare insieme alla chiesa di Dio, al popolo di Dio. È lì che io comincio a percepire da che parte io sono. Una cosa che tante volte mi preoccupa è quando la gente io sto cercando di cambiare religione. Non è questo. Quello che noi vogliamo è vedere di veramente cristiani, persone che amano Cristo e sono seguaci di Cristo, delle persone che hanno cantato e vivono questa ultima base di questo cantico. E per sempre io ti seguirò dove tu vuoi. Ossia non è più il mio volere, il mio desiderio, i miei progetti, i miei sogni, sono i tuoi, oh Cristo. Perciò quante volte noi cerchiamo di prendere in fallo qualche persona e usiamo la parola del Signore per prendere in fallo qualcuno. E era la caratteristica dei religiosi. Perciò loro cercano di vedere una pagliuzza degli altri e si dimenticano che c'è una, che si ricorda di questo testo che Gesù ci ha insegnato? Una trave negli occhi. E è interessante che Gesù usa anche la stessa storia. Loro cominciano a filtrare il moscerino, ma cominciano a inghiottire il... Chi si ricorda di questo testo biblico? Camelo, só uno che legge la Bibbia, ok? Ossia, possiamo filtrare il moscerino, ma stiamo inghiottiti il camelo. E qual è la parola che Gesù usa a questo gruppo di persone? Esatto. Hipócritas. Ou seja, nós começamos a vedere le pagliuzza nel problema degli altri, ma noi abbiamo dentro di noi una grande trave. Noi abbiamo un problema grosso dentro di noi. E Gesù con questa gente, con questi religiosi, non risparmiava le parole. Perciò che noi vediamo Gesù molto dolce, molto amorevole con le persone che stavano nella sofferenza, nel dolore e nell'abbandono. Ma le persone che conoscevano la parola e stavano vivendo questa ipocrisia, Gesù chiamava di ipocrita. E le parole dure. Perciò il cristianesimo che noi dobbiamo vivere è il cristianesimo di avere compassione e misericórdia con quelle persone che sono nella ignoranza, che hanno bisogno di una salvezza e di una liberazione. Ma noi dobbiamo prendere quelle persone che si dicono cristiane e dire: oh, da che parte tu ti sei? Tu hai confessato la tua fede, tu sei rivestito della potenza di Dio, ma tu stai vivendo una ipocrisia religiosa. Nós não possiamo vivere un gruppo di ipocriti. Noi dobbiamo avere una identità in Cristo. Perciò che il messaggio nuovo di Cristo, della nuova vita di Cristo, noi dobbiamo abbandonare la tradizione religiosa. Con la tradizione religiosa noi stiamo abbandonando la parola del Signore. Ma quando io abbandono la tradizione religiosa, io mi aggrappo alla vita, alla parola del Signore. La tradizione è interessante, perché ti mantiene una storia. Ma non è la tradizione religiosa che deve occupare il posto della parola del Signore. L'autorità sta nella parola di Cristo. L'autorità sta nella parola di Dio. Nell'autorità e nella Bibbia. E è questo che noi dobbiamo conoscere. E perciò che Gesù qua porta un insegnamento completamente nuovo. Dona, neanche io ti condanno. Ma Gesù usa la parola. Va e non peccare più. Perché il peccato è un'offesa contro il Creatore, contro Dio. Perciò è questo modo che Gesù sta parlando. Perciò i religiosi portano la gente a Gesù per essere uccisi. Loro condussero una donna colta in adultério
e fatela stare in mezzo. Quella donna aveva sbagliato? Sembra di sì. È stata colta in adulterio. È interessante che loro prendono in mezzo alla gente, perché Gesù aveva un grande gruppo di persone lì, era nel Tempio. Potete immaginare un gruppo di religiosi qua, dei pastori, portano una donna, questa è stata colta in adulterio, noi come Chiesa dobbiamo ucciderla. È più o meno così. Era più o meno così. Quante volte noi portiamo una persona davanti a un gruppo per essere ucciso? Tu já hai fatto questo o solo io? Quando la persona non è presente, abbiamo creato un piccolo gruppo e abbiamo cominciato a inserire quella persona nel gruppo per criticare quella persona che è assente. Qual è la differenza di questo gruppo di farisei religiosi? Quante volte abbiamo preso il pastore Caio e il pastore Sandro e abbiamo inserito in un piccolo gruppo di studio biblico per essere ucciso? Quante volte abbiamo lapidato i nostri pastori? Quante volte abbiamo lapidato i nostri leaders? Quante volte abbiamo preso un leader di ministério e abbiamo messo dentro di un gruppo per essere lapidato? Qual è la differenza che abbiamo di quel gruppo di farisei, di quel gruppo di religiosi, per noi quando facciamo la stessa cosa? Prendo una persona per essere uccisa. E portando anche la parola del Signore, perché la parola dice questo, ma loro stanno facendo così, così, così. Ma la parola... Quante scuse abbiamo fatto per uccidere una persona? Sono i religiosi di questo tempo di oggi. Perciò loro ali pubblicamente ricordano a Gesù che cosa lei aveva fatto. Potete vedere, potete ricordare della situazione di sofferenza di questa donna. Lei aveva sbagliato. Tutti noi abbiamo sbagliato. Ma loro hanno messo lì davanti ao gazettino tutto il peccato di questa donna e adesso cominciamo a lapidarla. Perché è scritto nella parola, nella legge. Perciò portare la gente pubblicamente per uccidere. Perciò qual è la differenza di un religioso? E per noi quando portiamo una persona pubblicamente per essere uccisa? Come ho detto all'inizio, quando stavo preparando questa mensagem, quante volte mi sono sentito un fariseu, un religioso? Quante volte ho messo pubblicamente una persona per essere uccisa? Non c'era nessuna pietra, ma c'era la língua. Non c'era nessun sasso, ma c'era la mia bocca per uccidere una persona. Quanta ipocrisia religiosa che noi viviamo. Perciò che noi dobbiamo uscire di questo mondo religioso e abbracciare questa causa di Cristo e vedere o pastore está sofrendo, quello líder está sofrendo, loro stanno prendendo un comportamento, ma io devo stare con loro per vedere il perché. E può darsi che loro spiegheranno, per questo. Hai ragione. O può darsi, io sono qua per darti un appoggio, per darti un aiuto. Perché noi siamo popolo di Dio. É questa differenza di un religioso che entra o cristianesimo che viene per dare vita. Noi usiamo la parola del Signore oggi per uccidere le persone. Non è questa la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è per dare vita ai peccatori, liberare i peccatori del male. È questa la Chiesa di Dio. Perciò quante persone noi vogliamo uccidere davanti alla Chiesa, davanti a un gruppo? Quante persone noi portiamo davanti ai cristiani e ci diciamo che siamo cristiani? Perciò che Gesù usa quello. Tu stai parlando di una pagliuzza, ma la tua trave è grande. Hein? Tu stai adesso filtrando il moscerino, ma o camelo que tu está enguiotando é grande. Hein? Caio, tu sei um hipócrita. Eu sempre digo, quando arriviamo a casa, c'è um instrumento que é belíssimo de solito que usamos no banho, que é o nosso specchio. Fare um esguardo na análise da nostra vida e vedere la nostra vita ali é molto più preziosa che analizzare e vedere la vita degli altri. Questa storia di Gesù qua è per liberare le persone. Perciò che per me il titolo di questa storia non è la donna adultera, ma la donna perdonata. La storia qua non è un Caio che pecca, ma un Caio che è stato perdonato e amato dal Signore. La storia qua, tante volte, noi portiamo o ponto negativo, mas dobbiamo vedere o ponto positivo.
E come ho detto prima, o culmine di questa storia della ipocrisia della gente è che usa la parola del Signore per uccidere una persona. Ah, meu Gesù, veniva qua con la verga e portava questa gente al suo posto. E la verga fa bene. Perciò io devo stare attento quando eu parlo di una persona che non è presente, o stare attento con la presenza di questa persona che deve essere amata e liberata. Perciò la gente in quel momento hanno portato quella donna, ma stavano osservando quale sarebbe l'atteggiamento di Gesù. Perché volevo prendere Gesù in fallo. Volevo portare una trappola a Gesù. E perciò che loro stavano osservando che cosa Gesù poteva fare. E lì entra quella storia, no? Adesso Gesù difende questa donna, è la sua favorita. E lui ha i suoi favoriti dentro della chiesa, lui ha i suoi favoriti. Adesso vediamo che cosa dirà Gesù di questa donna. Quante volte noi cadiamo nelle trappole? E non è perché era un favorito, perché Gesù voleva fare soltanto la volontà del Padre. E è quello che noi dobbiamo imparare. Perciò loro stavano adesso vedendo che quale sarebbe l'atteggiamento di Gesù. E è interessante che noi come persone, tante volte, noi siamo osservati non per essere amati, noi siamo osservati per essere criticati. La gente ci osserva per vedere qual che falo. E Gesù ali era in mezzo, perché loro stavano osservando Gesù, non per ammirare Gesù, ma prendere Gesù in qualche falo, per essere criticato. Come abbiamo visto qualche predica qualche mese fa. Gesù era in mezzo a un gruppo non per essere abbracciato, ma per essere criticato. E era lì. Perciò Gesù era lì in mezzo alla prova. E il versetto 6 diceva così: dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. E è interessante che loro non si fermavano, continuavano a interrogarlo, insistevano, perché volevano prendere in fallo. Un leader deve distinguere le intenzioni del cuore della gente. Un leader deve imparare a sopportare la pressione. Se un leader non sopporta la pressione della critica o della pressione del ministero, non è stato chiamato per questa opera. Ossia, ogni momento che io prendo la mano sull'arato, io devo andare avanti e sapere che è con pressione e con sofferenza. E Gesù ci insegna questo. C'era critica, c'era l'accusa, ma lui doveva sapere uscire di questa storia. Perciò che lui adesso agisce in un modo nuovo, in un modo criativo e con molta saggezza. Che cosa lui fa? Che cosa lui comincia a fare? E continua a fare? Scrivere. C'è un testo di Isaia che dice: sulla terra sarà scritto tutti i tuoi peccati. Esiste una versione che Gesù stava scrivendo i peccati di tutti che erano lì presenti? Non lo so. Non so se questo testo di Isaia può essere o testo che Gesù stava usando lì, scrivendo i peccati della gente. Non lo so. Io ce l'ho questo dubbio, perciò che non ho questo dubbio. Ma Gesù stava scrivendo qualcosa. Io non lo so. Qualcosa lui stava scrivendo. Ma non lo so che cosa lui ha scritto. Può darsi che un giorno nell'eternità Gesù mi dirà: Caio, era proprio quello che stava scrivendo. Erano i peccati di tutti lì perché loro potevano guardare la loro vita. O Gesù stava scrivendo qualcosa della grandezza e dell'amore di Dio, qualche insegnamento di perdono, di grazia. Eu não lo so. Ma Gesù estava scrivendo in silenzio. E che cosa Gesù fa dopo? Chi di voi è senza peccato? Che scali per primo la pietra contro di lei. Perciò la gente voleva vedere un Gesù che agisce, ma Gesù manifesta compassione per trasformare la gente. O cristianesimo esiste perché proviene da Cristo. Cristo è venuto per dare vita e salvare la gente. Se noi siamo cristiani veramente, ogni persona che noi troviamo è per trasformare e dare vita, e non per condannare. Noi non siamo stati chiamati a uccidere una persona. Noi siamo stati chiamati a dare vita alle persone che stanno vivendo la sofferenza e la morte spirituale. Perciò che Cristo lì dice: chi di voi non ha peccato? Può prendere la prima pietra?
o prende la prima parola con la tua lingua che uccide e poi lanciare su questa donna. Perciò che lì Gesù dà una risposta che loro rimangono in silenzio. Perciò l'unico che può giudicare è Dio. Noi non siamo giustizieri, perché quando noi cominciamo a prendere questo stile di vita di giustizieri, noi siamo malvagi, perché noi vogliamo uccidere le persone. Noi siamo così. Ma quando eu me rivisto della potenza di Dio, eu me divento questa persona che Dio ha sognato e desidera, un seguace suo, una persona che veramente porta vita e liberazione alla gente. Gesù è venuto per salvare e dare vita alla gente. E Gesù ti lascia questa sfida. Perciò Gesù non è venuto per ammassare. Gesù stava bloqueando quel momento dei peccatori, dei religiosi, dei farisei, dei scribi. Basta con questo. La religione vera non è questa. Eu sono venuto per dare vita alle persone, compreso questa donna, che sicuramente aveva sbagliato, ma lei ha bisogno di vita. Le persone che abbiamo intorno a noi sono le persone che hanno bisogno della grazia di Dio, dell'amore di Dio, tramite la nostra vita. Tramite te. Che cosa tu farai il 7 di gennaio? La maggioranza di qua andrà a lavorare. Cosa tu farai il 7 di gennaio? La maggioranza di qua andrà alla scuola, allo studio, all'università. Che cosa tu farai lì? Tu andrai lì per portare vita ai tuoi colleghi che sono difficili. Delle persone che soffrono, e sicuramente tu avrai un amico del tuo lavoro e della tua scuola, della tua università, che hanno passato Natale e Capodanno molto triste. E quando tu dirai, eu sono stato in chiesa, e lui, cosa? Eu sono stato in chiesa e ho adorato il mio Dio creatore. Tu sei andato in chiesa per adorare il creatore? Ma come funziona questo? Tu non puoi immaginare stare lì con 120 persone adorando Dio e dopo siamo rimasti fino alle 3:30 di notte giocando, erano gli adolescenti, erano gli anziani, erano i giovani, abbiamo festeggiato con tanta gioia e allegria e lui, io sono di vedere i fuochi e sono finito. E questo non ti ha portato gioia? No. Prossimo anno tu vieni e tu vedrai la gioia di adorare al Creatore. E tuo amico, che è una persona amara, che non riesce a vivere questa esperienza con il Signore, comincerà a percepire che c'è un Creatore che è degno dell'adorazione. E lui penserà, adesso ritorno, adesso io vado, adesso che eu conosco, adesso eu vedo che è vita. E questa è la vita, perché i tuoi amici sono duri e difficili, perché loro non conoscono la grazia del Signore, loro non conoscono il senso dell'adorazione al Signore, loro non vivono la preziosità di stare con il Signore, loro non conoscono il perdono di Dio. Quanta gente vive il senso di colpa in mezzo a noi, ma quando conosco il perdono e la grazia del Signore, che liberazione. Gesù guarda questa donna e dice che cosa? Neanche io ti condanno, vai non peccare più. Quando ho ricevuto questo messaggio di Cristo, che liberazione! Che liberazione! Eu non ce l'ho nessuna colpa su di me. C'è il perdono, c'è la grazia del mio Signore. Gesù gira la moneta e fa vedere l'altra parte della storia. Gesù dice, che sei tu per giudicare questa persona? Che sei tu per ammassare questa persona? Chi sei tu per portare questa persona a un luogo pubblico e distruggere? Cresce. Parla di questo mio amore e di grazia e questa persona avrà vita e sarà libera. Perciò Gesù gira la storia e ti fa vedere che c'è un nuovo messaggio, è la liberazione. Abbiamo un mondo delle persone sofferenti perché non conoscono questo agire di Cristo. E questo agire di Cristo è sul perdono. Questo agire di Cristo è questo insegnamento, vai non peccare più. Questo agire di Cristo è che Lui non sottovaluta i nostri peccati. E Lui non sottovaluta perché va fino alla croce a morire per i nostri peccati. E perciò che Lui dice, Caio, basta di peccare. Adesso la tua vita è nelle mie mani e cominci a seguirmi. Gesù sa che questo peccato ferisce il Padre. Perciò che dice a quella donna, eu non ti condanno perché tu stavi nella ignoranza, ma adesso tu lo sai.
adesso tu sai che questo non fa parte di quello che Dio desidera per te. Io non ti condanno. Vá, tu sei perdonata. O pecado é uma coisa muito séria, porque o pecado ferisce Dio. Sembra que o pecado, quando nós pecamos, é uma verga que nós estamos usando contra Cristo, que era aquela cruz. Quando nós pecamos, nós estamos ferindo Cristo sulla cruz. Perciò é uma coisa muito séria. E eu não posso abbracciare questo pecado. Mas eu devo essere libero per amare o Signore, perdonato e adesso vivere a libertà per Cristo. Quando riceviamo questo perdono di Cristo, questa mano di guarigione di Cristo, la nostra decisione adesso è di non ferirlo più. Perciò questo ultimo canto diceva questo. Fai di me quello che tu vuoi. E eu te seguirò per sempre, Gesù. La mia volontà è finita, è per te, perché la mia volontà è ritornare al peccato, ma la tua volontà nella mia vita è adesso la libertà per te. Perciò che Gesù dice, neppure io ti condanno, neppure io. La conversione a Cristo è una metamorfosi nella nostra vita, perché adesso eu comincio a ragionare come Cristo ragiona. E come Cristo mi insegna. Perciò che Lui era seduto lì insegnando. Qualcosa que neanche i religiosi sapevano. Perciò che Lui è seduto lì insegnando. Di qualcosa che neanche noi sappiamo. Perciò che Lui era lì sta insegnando un principio nuovo di vita. O nostro Dio non ci condanna. O nostro Dio ci offre la liberazione. Perciò vorrei finire con questo ultimo testo qua che è in Salmo 140, versetto 4, 5, 7 e 12. Perché tante volte noi siamo sotto questa sofferenza, sotto il dolore della gente. La ricchezza del perdono di Cristo, la liberazione di quella donna, e la ricchezza di Cristo ci insegna a noi. Salmo 140 dice così. Che cosa? La prima parola? Come? Preserva-mi, Signore, dalle mani dell'empio. Proteggimi dall'uomo violento. Essi hanno tramato per farmi cadere. I superbi hanno predisposto per me lacci e funi. Mi hanno teso una rete sull'orlo del sentiero. Hanno preparato tranelli per me. Ó Dio, Signore, Tu sei la forza che mi salva. Tu hai protetto il mio capo nel giorno della battaglia. Io so che il Signore difenderà la causa dell'afflitto. Eu finisco questo testo pensando nella nostra storia di quella donna. La gente tante volte ha cercato di uccidermi, ma è il Signore che mi protegge. E Gesù ci insegna, è Gesù che ci protegge. Perciò che dopo Gesù continua quel testo dicendo, io sono la luce di questo mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Se tu hai un concetto di un Dio che viene con la verga per ucciderti, se tu hai un concetto di un Dio che è cattivo, che quando tu sbaglia, Lui vuole ucciderlo, questo concetto non è biblico. La religione mi ha messo nella testa. Se tu hai un concetto che Dio ti ama e ti protegge del cattivo, ti protegge degli uomini malvagi, questo è biblico. Se tu hai un concetto che Dio ti ama, ma che non vuole che tu pecchi più, questo è biblico. Se tu hai un concetto che Dio non ti condanna per quello che tu hai fatto, questo è biblico. Ma tu devi ravvedersi dei tuoi peccati e abbandonare i tuoi peccati e camminare adesso nella via che il Signore ti ha chiamato. È questo il nostro Dio. Perciò che Gesù ci insegna tutto nuovo. E quando eu coloco questa intimità con il Signore, io adesso riesco a capire il vero messaggio. Io sono libero. Adesso non sono più condannato. Io sono libero perché Gesù portò sulla croce tutti i miei peccati. È questo messaggio nuovo. Perciò la storia di questo testo non è una donna adultera, ma è una donna perdonata. La storia di questo testo è una religione che cerca di uccidermi, ma c'è un Cristo, un cristianesimo che dà la vita e che ha la luce, che mi dà l'eternità. La decisione di camminare con Cristo è mia. E quando tu ce l'hai la intimità con il Signore, tu avrai il discernimento dove camminare e decidere e parlare e proteggere e essere protetto do Signore. Che Dio ti benedica. Preghiamo?
Oh Dio, tu sei la nostra forza. Tu ci proteggi. Se ci sono testi che parla di protezione di Dio è perché noi siamo a rischio. Se Davide racconta questa storia è perché lui soffriva questo. E se questo testo rimane nella parola è perché anche noi soffriamo questo. La gente malvagia vuole ucciderci. Ma Cristo Gesù vuole abbracciarmi e proteggermi. Grazie, oh Padre, perché tu mi hai liberato. Sono libero per adorarti. Sono libero per te. Grazie, oh Padre, perché non c'è nessuna condanna. Perché siamo in Cristo Gesù. La storia di questa donna è la nostra storia. Perché tutti noi abbiamo commesso dei peccati. Ma quando c'era gente per accusarci, è venuto Cristo per proteggermi e perdonarmi. Grazie, Padre, perché tu mi hai perdonato. E la mia risposta è adorarti. Grazie, Padre, che sono libero per te. E che questa Chiesa, Padre, che questa Chiesa sia una Chiesa cristiana, dove la gente possa trovare vita, e vita abbondante in Cristo. Dove non esista nessuna accusa contro nessuno. E se qualche fratello possa soffrire un problema di un peccato, possa trovare la guarigione qua in mezzo e essere libero. Noi non siamo qua per accusare, noi siamo qua, oh Padre, per dare vita alle persone. Cristo ci ha insegnato questo. Nel nome di Gesù, Padre. Amen, Signore. Amen. Queste due frasi tu puoi dire a tuo fratello, a tua sorella, a persona al tuo fianco. Gesù non ti condanna, ti perdona. Tu sei stato perdonato. Ma dopo Gesù dice l'altra frase. Ma adesso, per favore, va e non peccare più. Ecco. Ma va e non peccare più. Che noi possiamo vivere questa esperienza con il Signore ogni giorno. Perché la vita è una libertà per adorare il Signore. Quale cantico? Canta una canzone di lode. Canta una canzone di lode e adorazione al Signore. Cantiamo, momento di offerta, di decima, di consacrazione. Possiamo stare in piedi, possiamo offrire in questo momento le nostre responsabilità. È una libertà che faremo questo. Perciò, okay, cantiamo questo cantico e facciamo questo momento di raccolta di offerte e decima. Maialini sono lì. E o maialino è per offerta missionaria, ok? E tante volte la gente, pastore, mi sembra che banconote è lì e le monetine sono maialine. No, maialino è un'offerta missionaria che noi inviamo in Venezuela e anche agli altri paesi che hanno bisogno anche da parte sociale. È quello che facciamo, ok? Va bene, 2, 3, 1. Glorioso sarà e
Signore Padre, ti ringrazio, Signore, per queste offerte, queste decime, Padre, e per questa adorazione a te, Signore. Ti ringrazio per questa Chiesa, per tutta la tua opera, per tutta l'opera che tu vuoi fare attraverso ognuno di noi, attraverso ogni persona, Signore. Ti ringrazio e ti chiedo che questi soldi possano venire gestiti secondo la tua volontà, Padre, in modo saggio. E ti ringrazio, Padre, per averci dato la benedizione di avere una fonte di entrata, Padre, per le nostre vite. Ti ringrazio perché ti preoccupi sempre per noi e sei e provvedi per noi, Signore. Ti ringrazio, Padre, per questo, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Ok, potete accomodarvi? Gli avvisi, quali sono? Ok? HP Kids, Manueli, tutto ok con i monitori? Tutto a posto? Tutto bene? Qualche informazione potete parlare con questo ragazzo qua? Ok, va bene. Va bene. Prossimo. Ottobre già è partito, ok? Sì, già stiamo nel 2025. Ok, scuola di musica, potete parlare con la Jacqueline qua, se vuole qualche informazione. E bello che abbiamo già un bel gruppo di allievi qua. Prossimo sabato, baby shower, qua in questa sala, alle 15:30, ok? Due mamma, la da Maris di Conegliano e la Delli, oggi non c'è la Delli? No, ok, sono i genitori. Va bene, prossimo sabato qua, ok? Ministero Sociale, anche formazioni, non finisce, stiamo portando, ringrazio a tante persone che stanno portando dei cibi, dei generi alimentari e consegniamo a queste famiglie che hanno necessità, ok? E dobbiamo preparare nelle scatole tutto questo adesso e portare alle persone. Abbiamo un bellissimo gruppo di persone che dobbiamo, le famiglie che dobbiamo attingere, ok? Va bene, gli altri avvisi qua, finito lì? Ok, só un attimo. Ok, prossimo 26 è la nostra assemblea amministrativa. Sarà alle 13:30 la prima chiamata, alle 14 la seconda chiamata. Facciamo 2 assemblee per obbligo, per legge. Ok, una deve essere entro il 28 febbraio, perché dobbiamo fare un resoconto della nostra storia economica e anche dei membri di Chiesa al governo italiano. Noi siamo un ente ecclesiastico riconosciuto dallo Stato italiano e entro il 28 di febbraio dobbiamo portare tutti questi documenti. Perciò dobbiamo fare un'assemblea prima, così faremo il 26 di gennaio, ok? Al pomeriggio, a tutti i membri della Chiesa. Chi non sa, la nostra Chiesa è autonoma, è un ente ecclesiastico, noi come battisti, ossia tutta la nostra... O ricavato viene da noi, ok? Questa settimana mi hanno chiamato, Pastore Caio, abbiamo un problema con la tastiera, la chitarra sta con problema, adesso dobbiamo fare un acquisto di una batteria. Ok, va bene, è con noi, è con noi. E facciamo questo, ok? E all'assemblea della Chiesa è anche per questo, per discutere la parte economica e anche discutere la parte di vita della Chiesa, che sarà il 26 alle ore 13:30 e 14, ok? La seconda chiamata. Ok, baby shower. Io vorrei ringraziare la Chiesa per il Capodanno. È stato un Capodanno che mi ha sorpreso, bellissimo, grazie. Siamo rimasti qua fino alle 3:30 giocando, chiacchierando. Era tanta gioia in questa sala qua che è stato molto prezioso. E tanta gente. Un pastore DJ, ok, ma è stato prezioso veramente. Grazie a tutti voi che siete stati. E un ringraziamento ai nostri giovani, ok? Io vorrei ringraziare perché abbiamo una generazione di giovani meravigliosa che hanno servito, hanno preparato. E quanto è bello che questa settimana ho inviato un messaggio lì. Abbiamo bisogno di un appoggio musicale a Padova e a Conegliano. E chi andrà? I nostri giovani. Grazie a Dio per i nostri giovani che questo pomeriggio staranno servindo al Signore anche oggi. E grazie, questo è prezioso. Io ringrazio a questo gruppo di persone che lavorano tanto per l'opera del Signore, con fatica. E questo è prezioso. Ok? Basta di avvisi? Ok? Ieri ho visto che c'è un lato che fa così, no? Ciao!